Chi ha fatto del calcio la sua vita vive e soprattutto lotta per giorni e per partite come queste. Staremo a vedere chi avrà la meglio in uno scontro che quasi nessuno si aspettava di affrontare a questo punto del campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buona domenica da Francesco Cambuca, ben trovati allo Stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Di fronte la super giovane Castelbuono e la Nissa. C'è il fischio con la battuta dentro l'area di rigore, allontana la difesa però sui piedi di Pappalardo. Arenoso, il cross troppo lungo, però ancora attacco vivo. Pappalardo si coordina, calcia, la palla va fuori. Pagano riapre dove è salito Magro, 1 contro 1 con Suarez, va via Magro, entra in area di rigore, propone il cross, Fagone la blocca senza grossi problemi. Altro passaggio sbagliato dell'ex Acragas, senza dubbio non una delle sue migliori partite da quando è in Sicilia. Torres vede le Zai fuori, prova a sorprenderlo, la blocca. Salgono sia Barrera che Neri, restano sotto i due terzini, mentre Privitera batte secondo palo a Gudiak, colpo di testa alto, la prima fiammata di Ivan Gudiak. Colpo di testa di Neri, poi arriva Diallo di gran carriera, Diallo resiste a Barrera, la palla per Belecco, Diallo se la sistema, palla alta e qui la fisicità di Diallo dà fastidio. A tenerla Torres, i due attaccanti stanno un po' pestando i piedi in questa fase. Occhio ad Gudiak che insidia Renoso, Renoso lo lascia quasi controllare, vuole mettersi a posto, Gudiak lo salta, pallone per Semenzin, Semenzin! Gol pazzesco di Gaston Semenzin che porta in vantaggio la Nissa. E ok, la punizione allora Cantus, oppure Belecco che va a calciare e le Zai la mette in angolo. Nissa. Qui intanto la giocata e il tiro sopra la traversa, l'ha toccata Fagone sul tentativo di Esposito. La palla con il cross di Arenoso, allontanato poi Belecco, Torres si coordina quasi, Belecco! Traversa di Belecco e poi Suarez sul fondo, che chance per la super giovane. Semenzin in area, se lo divora Gaston Semenzin. Va al rinvio Zai, arrivano i 3 fischi, è finita la partita, la Nissa espugna il Santissima Trinità di Geraci Siculo, batte 1-0, un'ottima super giovane Castelbuono che però si arrende al gran gol di Gaston Semenzin.